Caso o caos? Invertendo l'ordine delle lettere, il risultato non cambia, almeno per il momento. Parliamo di San Lazzaro e della quiete prima della nuova tempesta, almeno stando alle indiscrezioni che aleggiano sul futuro dell'area verde. C'è però anche una questione irrisolta che si trascina da tempo. L'associazione Aria è infatti, insieme a migliaia di famiglie, ancora in attesa di una risposta da parte del comune alla petizione sottoscritta da 3.000 cittadini e depositata il 30 giugno scorso. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell'amministrazione comunale sulla petizione che è stata presentata il 30 giugno. Lo statuto comunale prevede dei tempi ben precisi di risposta e questi non sono stati rispettati. In questo momento che le due delle istanze delle 4 presentate sono state ritirate e quindi la questione non è più aperta dal punto di vista tecnico, chiediamo nuovamente che l'amministrazione e il Consiglio Comunale dicano cosa intendono fare dell'area agricola a sud di Bassano, perché è stato chiesto che tutte le aree agricole vengano preservate e 2000 cittadini bassanesi e 1000 dei comuni limitrofi stanno aspettando una risposta da molti mesi. Secondo lei perché una risposta da parte dell'amministrazione ancora non è arrivata? Probabilmente c'è bisogno che appunto ci sia una riflessione da parte di tutto il Consiglio Comunale su questa questione e che venga rivista un po', che venga rivisto il progetto per la città. Se c'è una pianificazione già in atto che dice che alcune aree devono essere agricole, perché cambiare questa pianificazione? È scritto che sono aree agricole di valore culturale. Qualcuno ha scelto di dare questa denominazione, noi chiediamo che venga mantenuta.